Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 36esimo turno di Serie B-Win, in scena allo stadio Mecchia di Portogruaro, dove gli uomini di Agostinelli ospitano la Triestina di mister Salvioni. Delicatissima sfida a salvezza tra la terzultima e l'ultimissima in graduatoria. Per la Triestina soprattutto c'è aria davvero di ultima spiaggia, arbitra Massa di Imperia. E la Triestina a partire molto meglio rispetto al Portogruaro nel primo tempo. Minuto 5, il pallone è per Longhi, il dribbling su Espinal, il suo sinistro però finisce alto. Minuto 7, bellissimo il pallone di Godeas per Ettore Marchi, che fa secco Franceschini e supera Rossi con il destro per il gol del vantaggio. Dopo 7 minuti gli ospiti sono in vantaggio con il sesto gol in questo campionato di Ettore Marchi, che abbiamo l'occasione di rivedere nel doppio replay. Minuto 10, filtrante di Miramontes per Longhi, al volo Filcor manda però con il destro, troppo alto. Minuto 17, la prima risposta del Portogruaro direttamente dal calcio d'angolo, il pallone arriva a Schiavon, la sua conclusione è alta. Minuto 20, Tarana per Gerardi, c'è l'anticipo di Cottafava sul giocatore del Portogruaro. Minuto 21, il pallone arriva a Cunico, bello il suo destro ma non preciso. Minuto 26, Godeas fa tutto da solo sulla corsia di destra, pallone all'indietro per Dettori che colpisce, troppo debole, senza problemi, blocca Rossi. Ultima occasione del primo tempo di Schiavone, ancora alto il suo tiro. Nella ripresa Agostinelli corre e ripare, manda dentro Memushai e Pia, ed è proprio l'albanese a trovare il gol dell'1-1 dopo soli 2 minuti con un destro che fa secco il portiere avversario. Primo gol con la maglia del Portogruaro per l'albanese, classe 86, in prestito dal Chievo. Il Portogruaro però non fa tempo a gioire, che subito 3 minuti dopo arriva il raddoppio della Triestina. L'assist è di Testini, il grandissimo destro è di Denis Godeas, 105 gol in carriera per lui, quinta segnatura in questo campionato, 2-1 per la Triestina. Triestina che sciupa con Marchi, ancora su assi di Testini, il gol del 3-1, rischia qualcosa dietro con l'anticipo di Colombo su Altinier. Poi ancora Triestina in avanti, Longhi per Godeas, salva tutto Rossi. Minuto 21, Memushai per Tarana per Altinier, anticipo provvidenziale di D'Ambrosio. Minuto 24, ancora Triestina in avanti, c'è il tocco di Godeas, riesce in qualche modo Rossi a mandare sul palo. Abbiamo l'occasione di rivedere anche l'intervento provvidenziale del portiere del Portogruaro. Ancora un'occasione per la Triestina, la conclusione di Dettori è fortissima ma non precisa. L'ultima occasione per il Portogruaro, minuto 33, Scapuzzi, bella l'azione e il dribbling, il suo sinistro però è sull'esterno della rete. Finisce 2-1 per la Triestina, che sale a 34 punti a sole 3 lunghezze dal Portogruaro. Migliore in campo Denis Godeas, per lui gol decisivo e un palo colpito sul 2-1.